Oggi ci troviamo in provincia di Belluno e siamo a pochi chilometri da Cortina d'Ampezzo. Abbiamo trascorso la notte nella nostra maggiolina, vicino al lago Pianoses, e questa mattina presto siamo andati a vederlo. Il laghetto è grazioso e in estate è molto frequentato. Adesso ci troviamo all'imbocco del sentiero 432, il sentiero Gores de Federa, cioè le gole di Federa, che ci porterà fino all'omonima malga. Dreaming of a house I can keep empty to match my mood, but also to be always open for discovery. White walls, keep them bare this time, don't bother sewing curtains for the windows. Fra ponti e cascate stiamo risalendo questa suggestiva gola, costeggiando il Rio de Federa. Ooh, don't be mistaken, I'm not sad, I've just awakened to the fact I might need to try something new. Ooh, don't you worry, I'll be fine in the flurry of the scales falling from my eyes. And I'll begin again, begin again. Siamo arrivati in un punto panoramico, da dove si ha una bella vista sulla città di Cortina d'Ampezzo e sullo sfondo il Monte Cristallo. New star. Arrivati in questo punto, noi continuiamo il nostro itinerario seguendo il sentiero attrezzato Gores. Altrimenti, in alternativa, si può scegliere il percorso facile. So me, does this vision only clear since I stumbled in the valley? Oh, don't be mistaken, I'm not sad, I've just awakened to the fact I might need to try something new. Ooh, don't you worry, I'll be fine in the flurry of the scales falling from my eyes. And I'll begin again, begin again. Se avete intrapreso il sentiero facile, ci si ritrova qui. Begin again where I am. And I think, oh my God, this fall could kill me. Oh my God, I fear the pain. Oh my God, the ground comes swiftly, but I get back up just the same. And I begin again where I landed. I begin again where I am. I begin again where I landed. I begin again where I am. I'll begin again where I am. Begin again where I am. Ci troviamo su una piattaforma panoramica a picco su Rio Federa e in alto a destra c'è una scultura di un artista sudcoreano.
Altra cascata scenografica da vedere. E adesso continuiamo verso Malga Federa, manca veramente poco. Arrivati alla Malga Federa, si trova davanti a una splendida cornice di montagna. Qui ci fermiamo per la nostra pausa pranzo e un po' di relax. È arrivato il momento di rientrare. Da Malga Federa ci sono due opzioni per scendere a valle: o prendere la strada o riprendere il sentiero dell'andata. Siccome noi non abbiamo problemi di tempo e il sentiero è molto più bello, noi seguiamo la seconda opzione. E vai! Il sentiero Gores de Federa è stato affascinante. Un sentiero nel bosco che con cascate, ponti sospesi, gole, passaggi tra le rocce e tratto attrezzato hanno reso questo sentiero anche un po' avventuroso. Seppur il sentiero non presenta alcuna difficoltà, è un sentiero semplice, è comunque richiesto un po' di allenamento. Il breve tratto attrezzato è facile, ma bisogna fare attenzione quando la roccia è bagnata. Questo sentiero è tutto in ombra, quindi durante l'estate è ancora più bello perché potete godere della frescura del posto. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima! Dreaming of a house I can keep empty to match my mood, but also to be always open for discovery. White walls keep 'em bare this time, don't bother sewing curtains for the windows. If the sunlight wants to meet me, who am I to turn him out? Ooh, don't be mistaken, I'm not sad, I've just awakened to the fact